una grande bella giornata, abbastanza gente. Il convivio del Priore è appena iniziato con ricette tipiche medievali. Poi ci sono le taverne, anche là con piatti tipici, il pan del frate e il farro con l'uganega, numerosi spettacoli sul retro della villa dove si esibiscono musici, sbandieratori e giullari, sperando che la gente si diverti, sia serena e passi un po' di ore tranquillamente. Beh, direi che siamo in un contesto veramente magico, pieno di atmosfera, che ben si presta proprio per accogliere le feste cortesi. Una location fantastica, con la degustazione dei cibi, i figuranti in abiti storici tra danze, poesie, tutto al lume di fuochi e di candele, per cui direi veramente una suggestione che ci riporta molto indietro al passato e che ci fa un attimino anche ricordare quelle che sono le nostre radici e l'identità. Per cui è un evento molto importante, la provincia lo ha sostenuto, per cui come gli anni scorsi ha dato anche il suo contributo oltre al patrocinio e speriamo vediamo che questa sera abbiamo anche presenti degli ospiti austriaci, per cui che venga apprezzato e possa anche raccogliere turisti per esempio dalle spiagge, dal mare, per riuscire anche a sviluppare una serie di turismo dell'entroterra. In questa splendida cornice di Santa Maria di Sala abbiamo le feste cortesi e quindi un percorso dell'identità veneta, quindi ripercorrere il nostro passato è fondamentale per conoscere il nostro futuro. La Regione del Veneto si sta impegnando ormai da anni in questo tipo di manifestazioni e quindi ben venga l'attività che viene fatta a Santa Maria di Sala. Noi la seguiremo con attenzione perché vogliamo eventualmente anche sostenerla se occorre, perché questa è la strada giusta per far sì che il nostro futuro possa avere delle certezze, queste certezze che arrivano appunto dal passato. Noi stiamo attraverso la legge sull'identità veneta, attraverso la legge sulla lingua veneta, finanziando diversi eventi, molti eventi che ci sono nel territorio del Veneto e questo esempio importante che c'è a Santa Maria di Sala deve essere da guida per noi. E